Martedì mattina, con l'apertura al traffico della nuova 640, è finito un incubo, soprattutto per i tanti lavoratori pendolari che fino a martedì avevano imprecato sui ritardi per l'apertura del tratto agrigentino. Da Canicattì ad Agrigento e viceversa è stato davvero angoscioso muoversi. Adesso, a sperare nella fine dei disagi, sono tutti coloro che devono raggiungere la zona nord di Agrigento e l'ospedale San Giovanni di Dio. Per farlo devono aspettare che venga ripristinata la circolazione attraverso il ponte Petrusa, ma nessuno sa dire quando. Migliorare la viabilità in Sicilia, comunque nell'agenda dell'ANAS, rimane come una priorità. Ascoltiamo il presidente dell'ANAS, Vittorio Armani, intervistato dal nostro direttore Arturo Cantella. Sulle strade provinciali, parlo per esempio Agrigento-Gela o l'Agrigento-Sciacca, avete in mente di fare qualche ammodernamento anche sulla stessa Agrigento-Palermo per il tratto di competenza della provincia di Agrigento fino all'Ercara? Ovviamente non sulle provinciali ma sulle statali ci sono moltissimi cantieri in corso, in particolare la Palermo-Agrigento è una strada su cui c'è un grandissimo cantiere diffuso che ovviamente crea anche grandi disagi a chi si muove su quella direttrice. Su questo contiamo di dare un'accelerazione, ma in generale abbiamo un piano di manutenzione molto diffuso su tutta la rete siciliana. Abbiamo anche identificato per la prima volta tutte le strade che hanno avuto un'interruzione e che poi erano state abbandonate e su ognuna di queste c'è un progetto di riapertura, ovviamente più o meno articolato a seconda del problema che si è generato, ma nessuna strada verrà abbandonata a se stessa come è stato fatto in passato. Con l'anello autostradale si potrà chiudere Castelvetrano, Agrigento, magari Siracusa, Ragusa? Ma allora lì ovviamente sono progetti che si incrociano con progetti di Project Finance e del CAS, con cui ovviamente stiamo lavorando. C'è una collaborazione in atto per il supporto al Consorzio Autostrade Siciliano per accelerare i cantieri attualmente in corso e rimettere in sesto l'azienda in termini di liquidità e di capacità economica. È un progetto che stiamo sviluppando con la Regione e ovviamente ha un respiro più ampio su tutte le infrastrutture siciliane. Le autostrade in Sicilia sono particolarmente importanti perché non ci sono ferrovie di livello e quindi avere una logistica autostradale efficace è la priorità dal punto di vista della Sicilia.